Stefano, oggi ti porto a vedere Montagnana. Con cosa che ho quasi paura? Con la mia ape! Infatti che aveva paura. Che mo da monta su. Sì, prova, vieni. Mamma. A parte che è bellissima, ma. Mezzo stupendo. Ma che stiamo? Certo! Allegria! Allora. Aspetta! Forza! Ha messo mezzo inclinare a costola, signor. Partiamo allora. Partiamo! 1, 2. Partito subito! La cosa che mi piace è che è totalmente insonorizzato! Fantastico! Ma che modello è questo, Paolo? Questo è il modello AC4. Quanti anni ha? È stato costruito nel 1963. Ce ne sono tante in giro? Ma ce ne sono alcuni modelli, non tantissime, purtroppo sono state demolite tantissime. Quindi... Tu perché hai questa passione? La passione è nata una decina d'anni fa perché ho la fortuna di avere un amico che ha sempre restaurato moto, Vespe, ha una bella collezione di mezzi d'epoca. Ma E questo... secondo me l'Ape è sempre stato un segno dell'Italia che lavora, no? Come la Vespa è stata Certo. il segno e forse il simbolo dell'Italia che nasce nel dopoguerra. Secondo me l'Ape è sempre stata un mezzo poco legato all'Italia che lavora. Era un mezzo alla portata di tutti. A dire il vero, questo è un mezzo che ha sostituito praticamente il carretto col cavallo, per cui avere un mezzo del genere negli anni 60, 50 era veramente da signori. Per te cosa vuol dire rispolverare questi mezzi, questi monumenti all'intraprendente italiana? Cosa vuol dire? Ma secondo me è un elogio ai nostri antenati che hanno lavorato tanto perché l'Italia diventasse quello che è. Nell'ambito delle lavorazioni dei salumi ci sono state tante aziende che sono diventate grandi grazie anche all'Ape. Certo. Una cosa bella è che si girano tutti a guardarci. Perché siamo veramente belli, ma è bella quest'ape, adesso a parte gli scherzi. Sa cosa mi piace di quest'ape? Che manca stereo. Come sa che non si sente niente. Anche la musica del motore secondo me Certo. è una bella sinfonia. Paolo, quanto è bella Montagnana? Ma secondo me è una città stupenda, basterebbe solo farla conoscere di più e poi è piena di tante tradizioni, di tanti prodotti meravigliosi. E devo dire che conoscerla su un'ape è un'esperienza nuova. È molto affascinante, anche in Vespa io la giro sempre con le mie Vespe, è veramente sempre bello e emozionante. Vediamo un'agenzia di Vespa Tour Montagnana. Però adesso Stefano ti porto veramente a vedere di bei ricordi. Andiamo. Vieni con me Stefano, ti faccio vedere una bella cosa. Aspetta. Aspetta. Tutto a posto. Avanti. Ecco qua Stefano, guarda. Ui là, cos'è questo? Questo è veramente un pezzo raro. Fantastico. Pochissimi pezzi prodotti dalla Piaggio. Questo era veramente un mezzo, un piccolo tir praticamente. Ma come si chiama? Un nome? Si chiama Pentarò. Pentarò perché sono 5 ruote, 3 della motrice e 2 del Con rimorchio. il carro così? Sì, E quanto portava la roba del 7 genere? quintali di portata. Oh, va. Sì, era veramente... Ma si può aprire allora? Certo. Vedremo. Anche la sorpresa. Beh, raccontami se che qua dentro. Allora, qui vediamo alcuni dei nostri prodotti, un po' di prosciutti perché insomma siamo nella terra del Tu lo prosciutto. dici così, un po' di prosciutti, ma è buoni sti qua. E poi? E poi abbiamo il lardo che tu Mai ben visto? conosci, l'hai cantato più volte. E qui abbiamo un pezzo nuovo che si chiama cuscino di Venere. E cos'è in pratica? Praticamente questa qua sarebbe una mezzena che viene disossata e poi viene legata e messa nelle assi per
della schiacciata, stagionata 7-8 mesi. Cucita a mano? Cucita a mano. Eccolo qua, ma che spettacolo, uno per uno. Beh, magari domani il Pentarò può diventare il tuo mezzo per consegna a domicilio. Certo. Però metti che l'aria condizionata che... Ma che cazzo, signor? Dove li trovi questi pezzi, Paolo? Questa è stata veramente una ricerca molto impegnativa, perché non è facile trovare questi pezzi qua, sono veramente delle rarità. La fortuna ha voluto che l'ho trovato e ho fatto di tutto per averlo. In che condizioni? E poi quanto ci si mette a recuperarli e restaurarli? Beh, tu pensa che questi mezzi qua sono rimasti fuori all'aperto per tanti anni, quindi era in condizioni disumane. Abbiamo impiegato circa 3 anni per restaurarlo. Andando a cercarsi i pezzi che non sarà stato facile trovarli. I pezzi sono introvabili perché non vengono più rifatti da tanti anni, mentre la Vespa è un mezzo più diffuso, per cui ancora adesso ne costruiscono ancora. Paolo, grazie per aver condiviso con noi e con il pubblico questa passione, non soltanto un salumiere sopraffino, ma anche uno che ama ricordare. La memoria è sempre importante, vero? Fondamentale. Questi sono strumenti che ci aiutano a recuperarla. Una visione finale e adesso un termine. Si sente la contenta?